Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. Guardate cosa abbiamo qui, abbiamo il pre-Spagna 82, ovvero l'album dei calciatori 81-82 che adesso andiamo un po' a visitare. Vi faccio vedere immediatamente la copertina. Non ci sono gli scudetti delle squadre di Serie A, ci sono le mascotte che si sfidano in questo ipotetico campo da calcio. Eccolo qui, tutte le mascotte delle allora 16 squadre del campionato di Serie A 81-82, che parte con la Juventus campione in carica, che si confermerà anche in questa stagione. Guardate qui, Serie A, Serie B, C1, C2 e poi Spagna 82, ci sono tutte le qualificazioni ai mondiali che poi l'Italia vincerà. Calendario, come vi ho detto anche l'altra volta, molto moderno ormai, rispetto a prima, quando c'erano anche tutte le squadre della Serie A, c'erano una sorta di descrizione un po' più ampia. Invece qui c'è soltanto il calendario. Poi nel corso degli anni, negli anni 90, verrà messa anche la classifica che si poteva completare a penna alla fine della stagione. Andiamo a vedere un po' le squadre, partiamo con l'Ascoli e partiamo anche con un po' la spiegazione della pagina. Adesso vi spiego. Ci sono, ecco qui, questo è l'Ascoli. C'è intanto qui lo scudetto con la mascotte. C'è lo scudetto riportato anche qui, un po' stilizzato, un po' in bianco e nero nell'altra pagina, ma soprattutto c'è una cosa molto simpatica che è qui: per ogni squadra viene rappresentata una delle parti della città, delle parti più importanti, più caratteristiche della città. Questo è l'Ascoli. Avevo la curiosità di vedere se, ad esempio, nelle città che avevano due squadre c'era la stessa figura, e quindi sono andato a vedere per Inter e Milan. Invece non è così, perché l'Inter viene rappresentato il Duomo, eccolo qui, e per il Milan invece no. Direi anche giustamente, in modo che c'erano due situazioni diverse anche nella stessa città. Eccolo qui, anche Juventus Torino, c'è la mole antonelliana per la Juventus. Adesso andiamo a vedere rapidamente il Torino, poi faccio vedere anche altre caratteristiche. Eccolo qui, infatti è diverso anche per i Granata. Poi ci sono delle squadre un po' caratteristiche di quegli anni. Abbiamo detto l'Ascoli, c'è l'Avellino che rimarrà per 10 stagioni consecutive in Serie A, c'è il leggendario mitologico Vito Chimenti, attaccante davvero di altri tempi. C'è il Catanzaro anche, una delle ultime apparizioni del Catanzaro in Serie A. C'è la figurina di Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma, che vi ho già fatto vedere in passato. È qui, eccolo qua, ovviamente più giovane di adesso, ma comunque facilmente riconoscibile. E poi vi volevo far vedere che nel Bologna c'è Franco Baldini, che noi diciamo non dell'epoca abbiamo conosciuto soprattutto come dirigente, soprattutto dirigente della Roma, poi anche del Tottenham, molto famoso come dirigente, un po' meno come calciatore. E poi c'è la prima figurina di Roberto Mancini proprio con il Bologna, prima del suo passaggio e poi della sua leggenda alla Sampdoria. Queste più o meno le squadre della Serie A. C'è il Cagliari, c'è, come vi ho detto, il Catanzaro, c'è il Cesena, c'è il Como. Faccio vedere qualcuna. Il Cesena, mettete pausa al video ovviamente se vi volete soffermare su qualcosa. E c'è il Milan tornato in Serie A,
dopo la Serie B per dovuta al calcio scommesse, ma in questa stagione qui 81-82 il Milan finirà in Serie B, stavolta non per il calcio scommesse, bensì per incapacità tecnica, per così dire. Finirà l'ultima giornata, nonostante la vittoria del Cesena, nonostante la vittoria sul campo del Cesena, finirà in Serie B perché il Genoa riuscirà a pareggiare in maniera abbastanza rocambolesca con il Napoli e finirà davanti al Milan, che giocherà dunque la stagione 82-83 in Serie B, l'ultima stagione del Milan in Serie B, almeno per ora, visti questi ieri di luna, non è detto che ciò non riaccada. Allora, questa è la Roma con la coccarda della Coppa Italia e ovviamente con scudetto. Questa è la Roma che si prepara poi a vincere lo scudetto nell'anno successivo. Adesso vi faccio vedere che cosa era stato preparato per Spagna 82, i risultati, le qualificazioni e le figurine con le partite dell'Italia per le qualificazioni ai mondiali che poi gli azzurri vinceranno in Spagna. Eccole qui, nella pagina sinistra ci sono le figurine con le partite e nell'altra pagina tutti i risultati delle qualificazioni. Ovviamente, essendoci meno nazionali, meno squadre, era anche più facile raggruppare tutto in un'unica pagina. E poi c'è la Serie B con il calendario uguale in buona sostanza a quello della Serie A, eccolo qua. E poi c'è una cosa che vi avevo già detto la settimana scorsa nella puntata con l'album dell'80-81, andatevela a rivedere se non l'avete vista, perché succede qualcosa di simile. Allora, la Serie B che cosa fa? Una pagina con una squadra, una pagina con l'altra, ma inspiegabilmente come, cioè inspiegabilmente, almeno a me non piace questa scelta. Vi faccio vedere, vedete qui abbiamo il Bari e il Brescia. Qui c'è il calendario della Serie C1, del girone A della C1 accanto al Bari, e qui iniziano a scorrere per ogni pagina due squadre di Serie C di C1 accanto alla squadra della Serie B. Io la trovo una cosa abbastanza insensata, perché visto che il numero delle figurine comunque era quello, non è che creare una pagina o due pagine in più dell'album e metterci le squadre di Serie C anziché mischiarle a quelle di Serie B, lo trovo un po' strano, più che altro perché chi voleva consultare le squadre di Serie C della C1 doveva andarsi a girare pagina per tutta la Serie B. E qui c'è la Cavese in Serie B, storica Cavese, che vincerà addirittura a San Siro contro il Milan proprio in Serie B, in quella leggendaria partita che tutti i tifosi della Cavese ricordano, anche quelli nati adesso, è la prima cosa che gli insegnano. Ci sono delle altre squadre e nel frattempo scorrono anche le altre squadre della C1. Adesso vi faccio vedere rapidamente qualcosa, se c'è qualche squadra particolare. C'è la Lazio che non era riuscita a tornare in Serie A, eccola qui. C'è il Lecce, Lazio-Lecce solitamente era una accoppiata sull'album in Serie A, qui è in Serie B. Qui addirittura c'è il Parma in C1, e poi l'album prosegue con le altre squadre della Serie B: Palermo, il Perugia, il Pescara, il Pisa. Guardate il Pescara, che maglia strana, molto particolare, se riuscite a vederla nelle figurine, non la classica maglia del Pescara. C'è la Pistoiese, appena tornata in Serie B dopo l'unica esperienza in Serie A. Qui c'è l'accoppiata abruzzese Francavilla Giulianova, entrambe giallorosse in C1, eccole qui. E poi la Serie B si conclude e si arriva alla C2 con tutti gli scudetti delle squadre. Adesso io non ve le sto qui ad elencare e
a nominare, ve lo faccio vedere brevemente, voi mettete pausa quando volete al video in modo che ve le possiate leggere in maniera un po' più approfondita. Girone A, girone B, qui girone C e girone D, erano 4 i gironi della C2, tante squadre. All'epoca non c'erano i tanti fallimenti e le tante problematiche finanziarie che ci sono adesso. E qui poi per concludere ci sono le figurine delle coppe, Coppa dei Campioni 81-82 che andava poi completata, e qui c'è la figurina dell'ultima della squadra campione uscente, qui il Liverpool, che aveva vinto la Coppa dei Campioni 80-81 in finale con il Real Madrid. La finale tra Liverpool e Real Madrid ha un po' deluso le aspettative della vigilia, però insomma alla fine il Liverpool ha vinto al Parco dei Principi di Parigi contro il Real Madrid. Guardate invece chi aveva vinto la Coppa delle Coppe, la Dinamo Tbilisi, in finale con il Carl Zeiss Jena, squadra tedesca, squadre assolutamente oggi improbabili a livello europeo. La Dinamo Tbilisi viene spesso eliminata presto, il Carl Zeiss Jena è nei bassi fondi delle serie minori tedesche. E chi ha vinto la Coppa UEFA? Un altro outsider, l'Ipswich Town, squadra inglese, che ha battuto gli olandesi della Z Alkmaar, che invece è una squadra che ancora oggi si batte abbastanza bene in Europa e sforna tanti talenti. Questa è, tra cui Tijani Reinders, questa è la copertina dell'album 81-82 che abbiamo visto. La prossima settimana andremo ad analizzare l'album 82-83, dove ci saranno certamente riferimenti ai mondiali vinti dall'Italia proprio nell'estate dell'82, e andremo a vedere le varie squadre che ci sono nel campionato 82-83, che è un campionato che io, pur non essendo ancora nato, conosco benissimo, perché quando andavo a casa di un mio amico romanista aveva la videocassetta con tutti i servizi della Roma, della domenica sportiva della stagione 82-83, quindi io conosco gol, risultati e giocatori di un campionato che non ho vissuto dal vivo, semplicemente perché non ero nato. Ci vediamo allora la prossima settimana con il campionato, con l'album 82-83, questo è l'81-82. E noi ci vediamo domani per la partita della settimana, che vi ho detto avrà tanti gol e la vedrete. Ciao a tutti.